A notizia dell'ultima ora da Napoli vi ha spiazzato, ma prima di raccontarvela, voglio che vi piaccia, così potrete avere tutte le ultime notizie da Napoli. Gli uomini d'affari del Vasco Leojardim stanno pensando di offrire il portiere a club europei. Il Napoli si sta mostrando interessato. Il giocatore spicca nella squadra del Vasco ed è molto apprezzato sul mercato. Mentre il Vasco è alla ricerca di un direttore calcistico esecutivo, sta anche monitorando i giocatori che suscitano l'interesse di altre squadre. Uno di questi è il caso del portiere Leojardim. Si attendono proposte da squadre straniere per il portiere, che sta vivendo un momento di gloria nel club di Rio de Janeiro, oltre a essere stato recentemente convocato nella nazionale brasiliana. Secondo le informazioni del portale RT Sport, gli imprenditori Fabiano Flemmel e Rogerio Brown, della BS Sports Management, si sono recati in Europa questa settimana per negoziare con il portiere. Hanno in programma incontri con club in Italia, Spagna, Inghilterra e Russia. Il Napoli, in Italia, è uno dei club interessati all'ingaggio di Leojardim. I rappresentanti ascolteranno personalmente la proposta del club italiano e poi la presenteranno al Vasco, secondo quanto riportato dal portale. Ora tocca a voi, se pensate che sia un buon affare, fatemelo sapere nei commenti. Lasciate il vostro mi piace e iscrivetevi al canale per ricevere i prossimi aggiornamenti sul Napoli.